J. Rivas. Ajá. That's what she just did one punch for me. You know what I'm saying? This is good. You can't have come here observe this matter now. So what is this up? These girls, man, they don't get you, Jerry. Young Bear, only you know la first for Facebook, boss lady for Snapchat. Bronze guess, you the one see what, but yet you never love a man like that. All your guests send about the post, fake bag you the carry and you the boss. I'm not sure when I na just 50k. Your puna get gold, human hair you the carry na 250k. You fit take and buy gold. Per il resto del mondo io direi che è iniziata oggi la quarantena. Praticamente niente, hai visto sì, due signore portare fuori i cani, giustamente, e quelle signore i cani li portavano fuori durante tutto l'anno, quindi era proprio vero che dovevano portare fuori i cani quelle lì. Guarda là, un altro sioretto poretto che porta fuori il cagnetto e adesso porto fuori anch'io il mio CP che è ora poretto. Finisco il mio pastrocchio che mi sono fatto la tisana con il solito limone spremuto e poi ci ho buttato dentro dello zenzero, ma se lo faccio con la grattugia non mi viene più via dalla grattugia, hai capito? E allora l'ho tagliato bene o male a pezzettini, perché non so se va mangiato, quindi grattugiato e mangiato, o se basta solo inzupparlo, quello non lo so. Programmi per questo pomeriggio. Allora ragazzo, nel Surface mi sono messo un po' di video che mi sono scaricato, sono dei video corsi di grafica, web, cose varie, diciamo informatiche, quindi li farò andare da lì e opererò nel mio computer. Cioè io non so quelli che dicono che si annoiano, perché per carità, certo, è bello uscire, tutto quello che vuoi. Tieni conto che io anche vivendo nel camper, diciamo, avendo il camper come casa, alla fine è come fossi sempre davanti alla finestra, perché una finestra ce l'ho proprio qua in viso, un'altra là, cioè ho sempre la luce del sole che mi arriva addosso, in più apro anche l'oblò e tutto quanto, e quindi vitamina D in poche parole, no? Che è quella che ti serve anche per mantenere il buon umore, oltre che altre funzioni essenziali dell'organismo, no? Ma accidenti, è pieno di cose interessantissime su internet. Allora, quando non hai tempo, che sei stanco, devi lavorare, non hai tempo eccetera, ok, ci sta, cazzeggi su Facebook e condividi le fake news senza neanche aprire, no, quello che c'è scritto, solo per il titolo, no? E quello ci sta, è normale, cioè non possiamo chiedere troppo al cervello quando ha già dato durante la giornata, fidati, non è sarcasmo, lo capisco perfettamente. Però in queste situazioni di isolamento forzato possiamo veramente scoprire una libreria immensa, ma anche sotto forma di video, voglio dire, perché troviamo interessantissime interviste a scienziati piuttosto che artisti, filosofi, o anche semplicemente guide sul fai da te, di tutto il come fare. Ne trovi veramente un sacco di roba. Io da informatico approfitto e mi studio le cose informatiche, anche perché sinceramente adesso quelle avevo voglia di imparare, no? Perciò, boh Italia, vedi, scaricati come faccio sempre io, no? Perché ho sempre avuto la fissa dell'offline, no? Praticamente ti puoi scaricare un po' di video, ci sono vari programmi che li fanno, tipo TubeMate per il telefonino, TubeMate, oppure l'altro cos'era? Aspetta che vediamo. Ah sì, Atube Catcher. Tu scrivi Atube tutto attaccato all'icona tipo di una mano arancione e ti scarica anche un programmino per scaricare la musica, tra l'altro, quindi è molto semplice. E per quanto riguarda i documenti, ossia i siti, o ti stampi in PDF oppure c'è un'app sia per il tuo browser, che sia l'Edge, che sia il Chrome, oppure anche l'app appunto per lo smartphone, no? Per Android ma anche per iPhone e iPad, e si chiama Pocket. È un'icona, diciamo, di una V che butta verso il basso con uno sfondo, diciamo, sul rosso, no? È facile da trovare. Quella lì ti consente di salvarti degli articoli in modo da poterli leggere offline, no? Ma soprattutto anche te li impagina in modo molto più leggibile, quindi sposta le immagini, la grafica, toglie le pubblicità e tutte quelle
qualcosina là, no? Altra alternativa interessante, che è quella che io invece uso sempre, da sempre, Evernote. Se impari ad utilizzarlo bene con le categorie, i tag e tutto fatto bene, vedrai che sarà una risorsa pazzesca l'Evernote. Veramente è uno dei programmi più famosi al mondo, c'è anche l'app e tutto. No, scusami che c'è sta macchina qua che si è fermata. Ma stavolta non sono zingari, è gente normale, ok. E così insomma Italia. Sì, ma che mona, vedi, non mi ero accorto che la mia teiera ha anche il filtro, no? Quindi tu puoi buttarci, quando è pronta l'acqua, puoi buttarci direttamente dentro qua tutto quello che vuoi, tutte le schifezze, eccetera, e dopo te la versi nella tazza, bello pulito, senza semi di limone, senza scorze di che ne so io. Guarda te, a volte. Ore 17.01, io porterei fuori un CP. Magari il mio, no? Uno a caso, sì, sto qua. Cambio scarpette. Che ordine, madonna, Singano, che bravo, lo so. E va che poesia il querino del CP, è questo, Singano, che bravo, lo so. Abbiamo visto il gatto nero, il gatto. Sti gatti impertinenti. Ok Italia, allora oggi ci è concesso fare il giretto per non ovalizzare le gomme. ACF un kai di queer small girl bello big god one ball at the rub the player and you dey pray for a God fearing man how do I go take answer your prayer mother for the dance floor make it all the hard guys for you be slayer che ha un tarzanello al culo, ho preso paura, guardala. Buon fatto, in quei casi prendi un sacchettino, quelli che usi per la cacca dei cani, ti copri la mano col sacchettino e glielo tiri via. E aveva un capello, perché il test di beep del CP praticamente va a rovistarmi nelle immondizie, probabilmente anche per quello che è stato male. Avrà mangiato qualche medicinale, qualche avanzo di pomata, che ne so io, conoscendola. Io le immondizie le svuoto di continuo, solo che non so dove cacchio metterle, non è che posso svuotarle 20 volte al giorno, porca miseria. È terribile sto cane, ingordo come non so cosa. Brava, ferma qui che qua passano i 2000 all'ora. No, hanno girato di là, vediamo se passa il camion qua. Beh, certo che come pulizia Jesolo direi che è veramente efficiente. Avrò contato una decina del camion delle immondizie, veramente, e tra l'altro uno è qua e l'altro, guarda, lo vedi subito là, vedi? Cioè nel giro dei 100 metri. I said I give you my lamba, my brother, I beg make you hear what do. The word is enough for the boys, my sister, I hear what do. I know you don't know me, you don't need to know me. Last you go know me, very soon you go know me. Italia, sta GoPro, come vedi, ha un sacco di problemi col microfono. Gli è stata disattivata la regolazione automatica del microfono, sono stati provati tutti i modi, perché lei ha una regolazione automatica per le scene di vento e per le scene subacquee. È stato disattivato tutto, comunque a volte va da Dio, a volte va da culo, a volte ha i suoi sbalzi, eccetera eccetera. Quindi problema sì, principale il microfono. Dopodiché il cavo USB non è mai andato, ha funzionato una volta sola e dopo non è più andato, indipendentemente dal tipo di computer e anche dal tipo di cavo. Quindi niente, adesso faccio reso di questa, esattamente, bravo, e registreremo con la Sony, che beh, insomma, qualità, visto che adesso siamo costretti praticamente, mamma mia che brutto che sono pettinato così, ma anche così, ah no, sono proprio brutto the default, cazzo che brutte scoperte. Vabbè, comunque stavo dicendo, no, è proprio una brutta scoperta, vabbè, che dato che comunque dobbiamo passare tutto il tempo qua dentro in camper, no, è proprio una scoperta di quelle brutte, e siamo al chiuso, quindi tanto vale utilizzare la macchinetta. Sì, è proprio una brutta scoperta. Ah, sai cosa possiamo vedere assieme? Allora, io adesso purtroppo, e questo mi fa anche un po' paura, ho sta cagata qua di nuovo forse dell'ascesso in gola, e la micosi che comunque non mi passa, non riesco a capire, sto prendendo tutti i medicinali, non sto fumando, non bevo il caffè,
cacchio, mi bevo tante tisane, limone e tutto quanto, ma continua a esserci sta micosi. Allora il medico mi ha mandato mi ha detto di andare in un centro medico a San Donà di Piave, che sarà aperto solo il 25 e il 26 per il discorso coronavirus. Quindi io intanto nel frattempo mi vado a prendere in tabacchino 3 moduli già prestampati per l'autocertificazione per muoversi, no? Che così uno può servirmi per fare il GPL non appena resterò a secco, anche perché quanto siamo? GPL 1 di 4, vedi, sì, è quasi ora. Vabbè, e l'altro in teoria lo uso per andare appunto a San Donà in questo centro. Sì, tra l'altro Torino laringoiatra, quindi voglio dire, cioè, in piena emergenza coronavirus, andare in una struttura bene o male ospedaliera, dove proprio ti tacchignano in gola, voglio dire, proprio, non lo so, un po' spararsi nel pipino. Vediamo piuttosto come è fatto sto modulo di autocertificazione, anche se conoscendoti a te che sei sempre sbrindolo ne avrei già compilati 200.000, mentre Singano ancora a fare il primo. Eccolo. Oh, crazy. I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontaine and Belmondo. Vai Sigari!